Approvata ieri dalla Commissione Bilancio dell'ARS la nuova manovra regionale che potrebbe essere già discussa in aula la prossima settimana, sollecitata anche dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Su tale evento interviene Roberto Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana. Stiamo lavorando alacremente e nell'interesse dei siciliani in una fase drammatica che investe tutto il mondo per dare risposte concrete ai cittadini isolani attraverso una finanziaria che guarda decisamente all'emergenza sanitaria ed economica e che ha colpito l'intera Sicilia. Si sta facendo il possibile e l'impossibile, afferma l'onorevole Di Mauro, ma è chiaro che a scanso di equivoci nessuno ha la bacchetta magica in un momento in cui ci sono difficoltà oggettive per chiudere il bilancio. Stiamo mettendo in campo il massimo delle risorse senza fare demagogia o promesse irrealizzabili. La finanziaria che ha esitato il governo Musumeci e che adesso in Commissione Bilancio ha reperito risorse per 1 miliardo e 300 milioni di euro per aiutare sia le imprese, le famiglie, i lavoratori e i comparti essenziali come il turismo e l'agricoltura. Per entrare nel merito e nel dettaglio si assegneranno ai comuni un fondo straordinario di altri 300 milioni di euro di trasferimenti, proprio per tamponare l'emergenza in corso e per il fatto che gli enti locali hanno oggettive difficoltà a introitare i tributi locali anche dopo le proroghe e le sospensioni delle stesse, in quanto le famiglie e le aziende vivono un grande affanno economico. Spiace dover constatare che allo Stato alcuni comuni non hanno adottato atti deliberativi per la sospensione del pagamento dei tributi almeno fino al 31 dicembre prossimo. Saranno utilizzati 200 milioni dai fondi POC che andranno alle famiglie in difficoltà, per la scuola e la formazione professionale circa 120 milioni. Saranno sospese fino al 31 ottobre le concessioni governative, i canoni irrigui compresi e le concessioni demaniali marittime. L'IRFIS concederà circa 100 milioni alle famiglie per i piccoli prestiti e una parte a fondo perduto e alle imprese 170 milioni a tasso zero e il 30% a fondo perduto. L'IRCAC attiverà un fondo di 100 milioni per gli artigiani e 50 milioni per la ripresa delle cooperative. Per il turismo la Regione ha messo a disposizione 50 milioni per favorire nuovamente l'arrivo dei turisti stranieri e anche per i residenti attraverso l'acquisto di pacchetti turistici e pernottamenti gratis fino a 2 notti. E si sono reperiti anche circa 10 milioni di euro per l'editoria isolana, televisioni, carta stampata e giornali online, un settore che si trova da sempre in grave crisi. Questi sono segnali concreti, afferma l'onorevole Di Mauro, vicepresidente dell'Assemblea regionale siciliana, fattibili e percorribili, ma è chiaro che la regione necessita ulteriori aiuti dallo Stato centrale e dall'Europa. È una crisi molto dura che non si esaurirà in poco tempo. Per questo l'azione del governo Musumeci e mia è incentrata sul sostegno reale alle categorie siciliane, ai meno ambienti, alle famiglie, alle imprese, in una logica di bene comune e senza parole ridondanti. La fase 2 in Sicilia, anche per il senso di responsabilità da parte di tutti, compresa l'opposizione a Sala d'Ercole, può ripartire con tutte le difficoltà del momento. Ecco perché, conclude l'onorevole Di Mauro, creare polemiche sterili sono da biasimare e talune volte si leggono prese di posizione che sconoscono la realtà dei fatti.